La Bart Bash è una regata che si svolge in contemporanea mondiale per ricordare il velista Andrew Simpson, tragicamente deceduto in un incidente durante l'America's Cup. Una kermesse a sostegno della Andrew Simpson Foundation, entrata già nel Guinness dei primati per il maggior numero di imbarcazioni presenti allo stesso evento. Ad oggi sono già 62 le nazioni che hanno aderito, con oltre 1084 club velici partecipanti. Presente anche Chioggia, dove il Circolo Nautico Chioggia, nell'ambito della 12ª edizione di Chioggia Vela, proporrà anche per questa edizione il Giro del Canale della Perognola, da percorrere in senso antiorario. La classifica locale sarà aggiornata in tempo reale, un vero e proprio ordine d'arrivo quindi. L'evento gode del patrocinio del Comune di Chioggia, della Proloco Chioggia Sottomarina, di Val Veneta e gode anche del contributo della Regione Veneto. Chioggia Vela, 12ª edizione, è una manifestazione nata appunto 12 anni fa assieme al Comune di Chioggia. L'idea era quella di portare la vela il più possibile dentro la città e con percorsi che potessero rendere visibile al pubblico, anche quello cittadino, diciamo, le manifestazioni. Nel progetto c'era anche una collaborazione con le scuole, che era Chioggia Vela Junior, che era una settimana di appunto vela nelle scuole nella laguna dell'Usenzo. Purtroppo questo è un progetto che si è un po' perso nel tempo a causa del Covid, ma che cercheremo di riprendere negli anni futuri. Intanto questa 12ª edizione speriamo vada verso il record di partecipazione, è già 2 anni che qualcosa riusciamo a migliorarci, quindi quest'anno puntiamo nuovamente al record. Sabato un evento in contemporanea mondiale che è la Bart Bash, una regata commemorativa per il velista inglese Andrew Simpson, scomparso in un incidente di Coppa America, e da un po' di anni appunto si fa questa manifestazione a livello mondiale che ovviamente è in contemporanea mondiale ed è già entrata nel Guinness dei primati come la regata più partecipata al mondo. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.